Salve, è cambiata un po' la luce perché si è fatto più tardi, vabbè, è lo stesso giorno comunque. In questo video volevo rispolverare la mia vecchia rubrica dei concerti a cui sono andato, con, con un nuovo video dedicato ai concerti a cui sono andato, ricominciando da quello a cui ero arrivato elencando i vari concerti l'altra volta. Dunque, cominciamo dal punto dell'altra volta. Allora, FL gennaio 2017. Gli FL sono un gruppo sardo che fa hardcore, freak hardcore, mi sembra che è il suo genere precisamente. Freak hardcore punk, hanno suonato, non so se esistono ancora perché da un anno che non li vedo, i componenti dei loro partecipanti, cioè i componenti del loro gruppo, di cui alcuni li conosco. Sono comunque della zona di Cagliari. Questo concerto degli FL mi era piaciuto abbastanza perché sono un gruppo abbastanza particolare che fa un tipo di hardcore punk, mista punk molto particolare, anche un po' diciamo eclettico, eccentrico diciamo. Quindi molto interessante come concerto. Poi Vision Divine gennaio 2017. Allora, a gennaio 2017 probabilmente c'è stata un'altra edizione del Metal Christmas, che è un concerto che fanno sempre nel periodo di Natale, metal sempre, che fanno sempre nel periodo di Natale, fanno venire anche i gruppi famosi, tra virgolette famosi, italiani ma non solo. Questa volta hanno fatto venire i Vision Divine che erano già venuti nel 2012. Gennaio 2017 era i primi di gennaio probabilmente, forse il 6 gennaio, boh, una cosa del genere. Sì, mi ricordo che mi era piaciuto, i Vision Divine mi sono piaciuti un sacco come la prima volta che li avevo visti, anche se con Fabio Liano la voce mi piacciono un po' di meno rispetto a quando c'era Michele Lupi alla voce. Però comunque il power metal è uno dei miei generi preferiti, quindi non può che essermi piaciuto anche perché alcune canzoni le conoscevo. E quindi molto, molto emozionale come concerto, mi ricordo e sì, emozionale, per quanto riguarda le emozioni, mi ero emozionato abbastanza e divertito abbastanza. Poi, Ankar, Devastation, Death Crash, gennaio 2017. Questi qua sono gli Ankar e Death Crash, probabilmente li avevo già nominati perché li avevo già visti anche altre volte. Sono comunque, gli Ankar sono thrash metal misto heavy metal, però con influenze anche neoclassical metal. Sono un gruppo di amici che conosco tutti, dei miei amici, hanno una ventina d'anni tutti più o meno. Sono particolari perché comunque si ispirano ai grandi gruppi, ma fanno diciamo un tipo di metal molto underground, particolare, diciamo unico nel loro genere, in Sardegna almeno. Sono molto bravi come musicisti loro, quindi sì, mi ricordo che mi erano piaciuti abbastanza. I Death Crash, vabbè, li avevo già nominati, sono un gruppo di Sassari death metal, sempre molto, molto energetici nel loro live, infatti mi era piaciuto abbastanza questo live. Infatti l'avevo anche filmato e ho messo qualche video anche sul mio canale. E c'erano stati anche i Devastation, che sono un gruppo di Genova, thrash metal. Loro fanno thrash metal classico, ma molto abbastanza energetici, sì, molto, molto bravi. Gennaio 2017, sì. Poi, Worst Enemy, febbraio 2017. Allora, i Worst Enemy, sì, sono un gruppo death metal però di Oristano, dove c'è come batterista Arconda Piras, che è un batterista molto bravo sardo, che fa death metal e black metal, ma insegna anche batteria. Sì, mi ricordo che mi erano piaciuti abbastanza perché fanno sempre un live molto, molto ad effetto loro, molto energetico, quindi molto bravi e tecnici. E anche, appunto, hanno anche molta energia. Poi,
Charum, febbraio 2017. Charum, febbraio 2017. Ah sì, perché sì, sì. Sempre circa una settimana dopo avevo visto i Charum, che sono un gruppo, non mi ricordo che genere fa, penso sia una specie di post metal, penso. Sì, comunque sì, mi era piaciuto. Boh, era in un locale piccolo, quindi era un concerto un po' molto underground e. Boh, c'era un po' troppo casino in questo concerto, però comunque. Comunque è un gruppo di Cagliari, penso loro. Comunque boh, carino come concerto. Poi The Berlinos, sempre febbraio 2017. I The Berlinos sono un gruppo, cioè un duo, diciamo, di cui fa parte Alberto Lembo, un mio amico, più un altro suo amico. E fanno musica, diciamo, non so come definire, è un genere loro, abbastanza leggero, ma anche molto originale. Fanno musica d'autore, non so come definire, comunque è un genere molto particolare. Sì, mi era piaciuto abbastanza come concerto, sì. Ero andato con mio fratello, quindi ci eravamo divertiti. Poi, Helmet, sempre febbraio 2017. No, gli Helmet sono un gruppo che fanno alternative metal misto a. Boh. So che sia una specie di hard rock misto ad alternative metal, misto ad alternative rock. Sono americani, sì, ho visto il loro concerto. In realtà erano già venuti nel 2014, avevano fatto uno show anche più lungo con più canzoni, però io non c'ero potuto andare. Allora li ho visti in febbraio 2017, hanno suonato sempre a Cagliari. Sì, era particolare, è un genere che non ascolto molto, quindi mi aveva sorpreso in positivo come concerto, perché mi piace ascoltare musica nuova buona. Poi Regrowth e Bill Cosby, Fallen Line, marzo 2017. Allora, i Regrowth sono un gruppo di amici che conosco che fanno melodic hardcore, mi piacciono abbastanza e diciamo che sì, sono di vari paesi, però ci sono alcuni di Decima e altri di altri paesi. Ehm, co- sì, mi piacciono sempre ogni volta che li vedo. Poi gli Evil Cosby. Evil Cosby sono un gruppo che fanno musica, boh, una specie di hardcore, sludge hardcore, una cosa del genere. Boh, un gruppo del nord Italia che mi era piaciuto abbastanza il concerto, che era un genere che non avevo mai sentito. Tipo un hardcore però misto a doom metal, boh, a roba lenta. E poi Fallen Line che fanno hardcore, però penso una specie di melodic hardcore però misto ad hardcore normale, non so come definirlo. Sì, mi erano piaciuti molto anche loro, mi avevano sorpreso in positivo appunto sia i Regrowth che mi sa che forse li avevo già visti, mi pare. Poi Fallen Line non li avevo mai visti e mi erano piaciuti un sacco perché anche lo stesso è un genere che non ascolto molto ma mi ha sorpreso in positivo perché sono molto bravi, è un genere molto energetico e anche melodico. I Regrowth anche più melodici. E gli Evil Cosby appunto perché erano particolari lo stesso. Sì, un concetto da ricordare comunque. Marzo 2017. Poi The Vaghi, marzo 2017. I The Vaghi sono un gruppo cover dei Beatles che è di Cagliari. Ehm, I Vaghi, da molti conosciuti come I Vaghi. Sì, li ho nominati anche altre volte perché li ho visti varie volte. Sì, ne fanno uguali le canzoni dei Beatles, però sono molto professionali e bravi, quindi un concetto che mi era piaciuto. Ero andato con mio fratello, mi sembra. Poi Casa del Vento, marzo 2017. Oh, finalmente la Casa del Vento, li rivedo dopo 10 anni, li ho rivisti, cioè no, dopo 7 anni, perché l'ultima volta li avevo visti nel 2010, nel 2017 li ho rivisti tutti insieme, con il loro gruppo intero. E sempre fanno musica simile ai Modern City Ramblers, sono loro di musica, però un po' misto a rock, misto anche a musica leggera. Praticamente mischiano il rock, la musica leggera e alla musica irlandese. Sì, mi era piaciuto abbastanza come concerto. Avevano suonato in Piazza del Carmine a Cagliari all'Irish a una festa di solo musica irlandese. Sì, mi
finalmente li avevo rivisti tutti insieme, che è stato un concerto molto energetico e con molta anima. Non metal, però comunque musica molto buona e bella musica comunque. Sono bravi poi, bravi musicisti. Poi Impact, Tested to Destruction, Max Off, marzo 2017. Gli Impact sono un gruppo hardcore di Milano, penso. Li ho visti per la prima volta quella volta. Li ho visti per la prima volta quella volta e mi hanno piaciuti abbastanza perché è un tipo di hardcore molto old school, grezzo ma molto ad impatto. Poi i Tested to Destruction sono dei miei amici, vabbè. Che però questa volta avevano un nuovo cantante, quindi avevano un chitarrista in meno. Quindi praticamente li rivedevo dopo un bel po' di tempo, ma mi sono piaciuti anche questa volta perché comunque sono bravi musicisti, fanno thrash metal, stile Anthrax, più o meno stile Exodus, quelle Death Angel, boh, non so bene. Poi non lo ascolto molto il thrash metal come genere, cioè come tipo di metal. E poi i Max Off, cioè i Max Off fanno Power Violence, che è una specie di hardcore, boh, non lo conoscevo molto come genere, una specie di hardcore molto veloce con canzoni corte, non so come definirlo perché non ascolto molto questo genere. Comunque loro sono sardi e mi erano piaciuti un sacco, forse quelli che mi sono piaciuti di più, dei tre che hanno suonato. E vabbè, infatti ho anche i loro album. Poi Management Dolore Post Operatorio, aprile 2017, è un gruppo che ascolta mia sorella, infatti sono andato con lei a vederli. È un gruppo indie rock, le canzoni erano molto originali, cioè diciamo che è un genere che non ascolto, a parte Baustelle, però le canzoni erano molto originali e concetto abbastanza coinvolgente, questo mi era piaciuto. Poi Ankar, Burning Ground, aprile 2017. Gli Ankar avevano suonato insieme a Burning Ground nel mio paese della San Sperate, gli Ankar li avevo già nominati, hanno risuonato quel gruppo di miei amici che fanno thrash metal, misto heavy metal e misto neoclassical metal, sempre molto bravi, molto d'impatto il loro concerto. E poi Burning Ground sono un gruppo che avevo già nominato perché avevo già rivisto anche loro. Fanno heavy metal con influenze doom metal e hanno spaccato anche loro. Quindi è un bel concerto da ricordare perché era nel mio paese e in un posto piccolo dove praticamente era più caldo l'ambiente. Quindi sì, mi ero divertito molto quella sera. Aprile 2017. Con questo si conclude il mio video, continuerò il prossimo video non so ancora quando, dedicato ai miei concerti e qui sono andato.